Gloria, gloria, gloria al Signore. We welcome you, brothers and sisters, Vi diamo il benvenuto, fratelli e sorelle, to the second night of the Faith Explosion Conference. alla seconda serata della conferenza dell'esplosione di fede. Amen. Alleluia. Oggi con me ho la mia figlia spirituale. Today I have with me my spiritual daughter. Bomba. Amen. Gloria a te. Vogliamo onorare i nostri fratelli e sorelle italiani che sono venuti dall'Italia. We want to honor our Italian brethren who have come all the way from Italy. Amen. Avete già ricevuto qualcosa, no? Have you already received anything? Amen. Avete fame? Are you hungry? Are you hungry? Everyone is hungry here? Avete tutti Amen. fame qua? Allora, alziamoci un'altra volta, dai. Let us all stand up. Hallelujah. Thank you, Lord. And pray this prayer with me. E pregate questa preghiera con me. Say, Holy Spirit, Spirito Santo, speak to me parlami the word of God. la parola del Signore. Let it be Fa che revelation sia una to rivelazione me per me in Jesus' name. nel nome di Gesù Cristo. I'm ready to receive the word of God. Sono pronta a ricevere la parola del And I Signore will never e non sarò mai be the same again. la stessa. In Jesus' Nel name, nome di Gesù Cristo I boldly declare io dichiaro I am a child of God, sono una figlia o un figlio del Signore, washed by the blood of Jesus, filled by the Holy Spirit, lavato dal sangue dello Spirito And I'm Santo ready e pieno con lo Spirito to Santo. Sono receive pronto per the ricevere word, la parola, to go another level per andare ad un altro in my livello walk with God, nel mio cammino col in the Signore. mighty name of Nel Jesus. nome di Gesù. Amen. Amen. I want us to do something a bit different today. Oggi voglio che noi facciamo una cosa diversa. Rimanete alzati. Remain standing up. And we're going to read Psalm 91 together in English and Italian. Noi leggeremo insieme Salmo 91 in inglese e in italiano Ok. insieme. Are you ready? Siete pronti? Alleluia. La voglio leggere in italiano. I want to read it in Italian. Those in English, you may read it loud, but I'm not going to read it in English as well, so we skip a bit of time. Ok, Leggerò in italiano soltanto. tutti insieme. Allora, per voi che sto usando la nuova riveduta 2006. He's saying that he's using an Italian version for them Ok. to follow. 1, 2, andiamo. 1, 2, 3. Chi let's start. abita al riparo dell'Altissimo riposa all'ombra dell'Omnipotente. Read it in English. Io dico al Signore, tu sei il mio rifugio e la mia fortezza, il mio Dio in cui confido. Certo, Egli ti libererà dal laccio del cacciatore e dalla pesta micidiale. Egli ti coprirà con le sue penne e sotto le sue ali troverai rifugio. Alleluia. La sua fedeltà ti sarà scudo e corazza. Tu non temerai. Tu non temerai gli spaventi della notte, né le freccia che vola di giorno, né la peste che vaga nelle tenebre, né la sterminio che imperversa in pieno mezzogiorno. 1000 ne cadranno al tuo fianco e 10.000 al tua destra, ma tu non ne sarai colpito. Basta che tu guardi e con i tuoi occhi vedrai il castigo degli empi. Poiché tu hai detto, io adesso dico, oh Signore, tu sei il mio rifugio e hai fatto dell'Altissimo il tuo riparo. Nessun male potrà colpirmi, né piaga alcuno si accosterà alla mia tenda, poiché egli comanderà i suoi angeli di proteggermi in tutte le mie vie. Essi mi porteranno sulla palma della mano
perché il mio piede non inchiampi in nessuna pietra. Tu camminerai, io camminerò sul leone e sulla vipera, schiaccerò il leoncello e il serpente, poiché egli ha posto in me il suo affetto. Io lo salverò, dice il Signore, lo proteggerò, mi proteggerai, perché conosce il mio nome, io conosco il nome del mio Dio. Egli mi invocherà, io ti invocherò e io gli risponderò, dice il Signore. Sarò con lui, sarò con te in momenti difficili. Lo libererò e lo glorificherò. Lo sazierò di lunga vita. Mi sazierai di lunga vita e gli farò vedere la mia salvezza. E io vedrò la salvezza del mio Signore. Alleluia. Date un grande applauso e ringraziamento al Thank the Signore. Lord. Thank you, Jesus. Potete sedervi. You can sit. I want you to go now to the book of Adesso Mark 4. Adesso voglio che voi andiate a Marco capitolo 4. I want to encourage you to Voglio say incoraggiarvi. this Psalm 91 every day of your life. Voglio incoraggiarvi di dire questo Salmo 91 ogni giorno della vostra vita And make it personal. e fatelo vostro, personale. Amen? Make it personal. When the psalm was written, Quando il Salmo è stato it's a scritto, very famous Psalm 91, by the way. è un Salmo molto famoso. God had just brought the people of God out of Egypt. Dio aveva appena fatto uscire gli ebrei dall'Egitto, While they were slaves quando loro erano ancora for schiavi many years, per molti anni, dominated dominati by the Pharaoh, dal faraone, living as slaves vivendo come schiavi, without rights, senza diritti, without identity, senza identità, without nothing, senza nulla, completely dominated. completamente dominati, Slaves of schiavi Pharaoh. del faraone. Pharaoh is still around till this day. Il faraone è ancora qua fino a questo giorno. He is the devil Lui è il diavolo that wants to still bring back to slavery che vuole the riportarci in people of schiavitù, God. che vuole riportare in schiavitù il popolo And del many Signore. Christians till this day, E molti cristiani fino a questo giorno they are enslaved sono ancora schiavi because they are enslaved with fear. perché sono schiavi della paura. You know, very interestingly, Molto interessante number one, when they came out from Egypt, che quando sono usciti dall'Egitto you have to put yourself in the situation. vi dovete mettere in loro panni, Because they just had seen for a long time, many days, perché they saw the mighty powers of God. perché per molti giorni hanno visto la potenza del Signore, All those plagues. tutte quelle piaghe. When we read our Bible, Quando leggiamo la we Bibbia, don't realize those plagues were scary. che tutte quelle piaghe, tutti quei tormenti erano veramente, facevano paura. I like the movie of Charlton Heston, The Ten Commandments. A me piace il film dei 10 comandamenti. And if you've never seen it, I encourage you to go and see it. E It's nice. se non l'avete mai visto, andate a vederlo. But let me tell you something. Seeing those plagues, judgments of God, Ma vedere tutti quei giudizi del Signore, tutto quello che hanno passato, it will make you want to go to the toilet every minute. vi vorrà far andare al bagno ogni minuto. When people in the Bible Quando persone nella Bibbia saw the power of God, hanno visto la potenza del Signore, believe it or not, se lo crediate oppure no, many of their reactions molte delle loro reazioni was they were afraid. era di paura. But today in Christ, Ma oggi in Cristo we're not afraid of God non abbiamo paura del Signore,
Because now we know the side of God Perché adesso conosciamo as a father, il Padre, il merciful, Signore come Padre, kind, benevolente, compassionate. compassionevole. But still many Christians end up in bondage. Ma molti cristiani molti cristiani rimangono in Rimangono catene. in paura legati con la paura. Per questa volta non paura di Dio, però molti vivono con paura di tante altre cose. Now not afraid of God, but they are afraid of many other things. Do you know that after Adam and Eve sinned, Sapete che dopo che Adamo ed Eva hanno la prima reazione di Adamo e Eva the first reaction of Adam and Eve was fear. era la paura. They were afraid. Erano paura. Not shy, afraid. Avevano paura. Non si vergognavano, ma avevano paura. Avevano vergogna, però the first reaction was fear. They were shy, but the first reaction was fear. Actually, it's not shy, they were ashamed. Ashamed. They were ashamed because they had sinned. It's interesting that when we are not È in interessante, good fellowship with God, è interessante che quando noi non abbiamo una relazione col Signore, when we are not in good, quando noi non siamo in buona comunione giusta con il Signore, noi la prima reazione è aver paura. when we are not in good fellowship with the Lord, the first reaction is fear. And fear is opposite to faith. E la paura è opposta alla fede. Jesus says Gesù dice in many places, in molti posti, and we're going to see it now in Mark, e lo vedremo adesso in Marco, and even in many other places like Matthew 14, e anche in altri posti come Matteo 14, do not be afraid. non aver paura, Non aver paura, do not be afraid, but only believe. ma soltanto abbiate fede. Credete soltanto. Only believe. Credi soltanto. You know, fear La paura, still grips the world today. la paura acchiappa il mondo pure adesso. How many of you've had moments where you were afraid? Lift up Quanti your di hand. voi hanno avuto momenti dove avete avuto paura? Today, Oggi, in the mighty name of nel Jesus, nome di Gesù Cristo, may the Lord liberate you from fear. che Dio vi liberi dalla paura. I'm going to tell you some symptoms of fear Vi darò dei sintomi della paura. because Perché? there's a saying that says in English, a life lived in fear is a life half lived. In inglese si dice che una vita vissuta nella paura è una vita vissuta a metà. Everybody say it with me. A life lived in fear Ripetete con me che una vita vissuta in paura is a life è half una vita vissuta a metà. So right away, Allora, immediatamente, one thing you definitely won't be able to do if you live in fear, una cosa che non potrete assolutamente fare se vivete nella paura, you will miss God's perfect plan for your life. mancherete il piano perfetto di Dio per la vostra vita. Fear is the atmosphere of Satan's kingdom. La paura è l'atmosfera del regno di Satana. Faith is the atmosphere of our Lord's kingdom. La fede è l'atmosfera del regno del Signore. We live in two different Noi kingdoms, viviamo in due regni diversi, but many people still live in fear. ma molte persone vivono ancora nella paura. Many Christians make choices based on fear. Molti cristiani fanno decisioni basandosi sulla paura. If you can only please God by faith, you can never please God by fear. Se piaci al Signore soltanto con la fede, non puoi piacergli soltanto con la paura, avendo paura, scusate. Avete capito? Have you understood? Questo è molto importante perché This is very important because it will affect all your life, affetterà tutta la vostra vita, in every area of your life, in tutte le aree della vostra vita, in your health, nella vostra salute,
in your relationships, nelle vostre relazioni in your decision making, e nelle vostre decisioni, in where you go. dove andrete, It will affect everything in your life. affetterà tutto nella vostra vita. Go to the book of Mark 4 Andate nel libro di Marco 4 e dite al Signore, parlami Gesù, and say, "Speak to me, Lord. parlami Signore. Speak to me, Lord." Mark 5. Marco 5, Did I say 4 or 5? I said 4, but we're going to say, let me see, 5 from verse? 21 until, Yes, from verse 21. until 35. Yes, sir. Yes, ma'am. From verse 21. Allora, Marco 5 da verso 21. Read it in English in your Bibles, those who are English speaking and Maltese speaking in Maltese. Ha detto a quelli che leggono in inglese di leggerlo in inglese e quelli che leggono in maltese di leggerlo in maltese. Gesù passò di nuovo in barca all'altra riva e un gran folla si radunò attorno a lui. Ed egli stava presso al mare e uno dei capi della sinagoga, chiamati Gairo, venne e vedutolo gli si gettò ai piedi e lo pregò con insistenza, dicendo: la mia bambina sta morendo. Vieni a posare le mani su di lei affinché sia salva e viva. Gesù andò con lui e molta gente lo seguiva e lo stringeva da ogni parte. Potete immaginare, se tu hai una sola figlia o un solo figlio You can imagine if you have just one child che è ammalato a morte, that is sick to death, come puoi sentirsi how you in can quel feel, momento, how you could feel in that moment. che c'è il potenziale di perdere That there is the potential to la tua lose figlia. your child. Se qualcuno passa in questa esperienza, sicuramente la prima cosa che sentirà è paura. If you go through this situation, the first thing that you will feel is fear. Poi andiamo a 25. Let's go to verse 25. Una donna che aveva perdite di sangue da 12 anni e che, anzi, let's jump to the next one. Andiamo alla prossima. Andiamo a verso così. Skip some verses. Yes, so we go directly to this story. We continue the story. Allora, continuiamo questa storia. Ok. Allora, da verso 33. Ma la donna, no. Ok. No. No. 35. Mentre egli parlava, ancora vennero dalla casa del capo della sinagoga, dicendo: tua figlia è morta. Perché incomodi ancora il maestro? Ma Gesù, udito quel che si diceva, disse al capo della sinagoga: non temere, soltanto abbi fede. Non aver paura, abbi fede. Do not be afraid, only believe. E non permise a nessuno di accompagnarlo, tranne che a Pietro, Giacomo e Giovanni, fratello di Giacomo. Giunsero a casa del capo della sinagoga ed egli vide una gran confusione e gente che piangeva e urlava. Entrato disse loro: perché fate tanto strepito e piangete? La bambina non è morta. Vedete come vede le cose Gesù. Do you see how Jesus sees things? Ma dorme. Ed essi ridevano di lui, ma gli mise tutti fuori. Questo è importante, questo concetto. This is very important. Ma egli li mise tutti fuori. Prese con sé il padre e la madre della bambina e quelli che erano con lui ed entrò laddove era la bambina.
e presala per mano gli disse, Talita cum, che tradotto vuol dire ragazza, ti dico, alzati. Subito la ragazza si alzò e camminava perché aveva 12 anni. E furono subito presi da grande stupore ed egli comandò loro con insistenza che nessuno lo venisse a sapere e disse che lo fosse dato da mangiare. Perché Gesù ha mandato tutti quanti che c'erano piangendo, li ha mandati tutti fuori? Why did Jesus throw everyone out? All those who were crying, why did he throw them out? Che abbiamo detto ieri? What did we say yesterday? God does not move because you have a need. Dio non muove perché hai un bisogno. What does make God move? Cosa fa Dio per muoversi? What blocks God? Cosa blocca il Signore? Paura. Fear. Perché la paura è l'opposto della fede. Because fear is the opposite of faith. Infatti la paura è fede perversa. In fact, fear is perversive faith. Perverted faith. Why? Perché? Because fear means, look at this. La paura vuol dire, pensate un po', Fear means la paura vuol dire I believe io credo, what I see. cosa vedo? I believe Io credo, what I feel is the truth. cosa io sento che sia la verità. I believe Io credo, what the circumstances. cosa le Are the truth. circostanze mi mostrano. che So sono la you verità. are still, even when you operate by fear, you're still believing something. E quando operi nella paura, hai paura, stai credendo lo stesso qualcosa. Quando noi operiamo nella paura, nello stesso tempo stiamo operando per fede, però perversa. When we It's okay, we said it. okay. Do you understand? When Capite? people operate by fear, I'll give you an example. Quando le persone operano in paura, vi darò un esempio. Nobody gets offended, Nessuno si offenda. and if you get offended, you need to repent before you leave. Se ti offendi, ti devi pentire prima di andartene. Because if the word offends you, you're not a good position before God. Perché se la parola ti offende, non sei in una posizione giusta di fronte al Signore. Many people, a few years ago, Molte persone, alcuni anni fa, 2 or 3 years ago, 2 o 3 anni fa, they took the COVID vaccine. hanno preso il vaccino del Covid. Why? Perché? Because of fear. Per paura. Some of them Alcuni di loro are in heaven today. sono in paradiso adesso. I'm speaking about Christians, not the world. Sto parlando di cristiani, non del mondo. Some of them today, they're in heaven. Alcuni di loro oggi And sono as in soon as they cielo. got there, E quando sono arrivati lì, Jesus said, "Oh, you're already here?" Gesù ha detto, siete già qua? Why? Perché? Because instead operating by faith, Perché invece di operare in fede, standing upon what God says, stando su quello che Dio ha detto, they listened hanno ascoltato to the voice of fear. alla voce della paura. And 3 years later, E 3 anni dopo, those who pushed the diabolical agenda of COVID vaccines quelli che hanno imposto questa agenda diabolica dei are being vaccini, taken to courts in America. in America li stanno mandando But millions will never see a court case because they're already dust and eaten. ma molti non andranno in tribunale perché sono già polvere e mangiati. Perché? Why? Questi qua, poverini, These poor people hanno esaurito, hanno compiuto il proposito di Dio sulla loro vita? did these people fulfill Ditemi, God sì o no? in their life? Did they God's purpose? fulfill God's purpose over their life? That means God has a purpose and it was cut short. Questo vuol dire che Dio ha un proposito che è stato tagliato a metà. Based upon what? Basato su cosa? Fear. La paura. I
have made a choice in my life. Ho preso una decisione nella mia vita. Ho preso una decisione nella mia vita I made a choice in my life di fare mai niente. to never do Ma anything, mai niente, but niente. never, ever, nothing, A base based on di paura. fear. Niente. Nothing. Ne prendendo medicina. I don't take Non sono medicine. contro medicina. I'm not against medicine, Però non voglio prenderla perché ho paura di qualcosa. but I don't want to take it because I'm afraid of something. No, se devo fare qualcosa, If I have to do something, se non lo voglio fare, If I don't- solamente non lo voglio non perché ho paura, if I don't want to do it, I don't do it ma because perché I'm afraid. so o sento che non è per me. Because I know or feel that it's not for me. Never make any decisions in your life motivated by fear. Non prendete mai decisioni nella vostra vita basandovi o motivati sulla paura. If you don't want to die before your time. Se non volete morire prima del tempo, If you don't want to miss God's best for your life. se non volete mancare quello che Dio ha migliore per voi. Quanti di voi volete il migliore di quello che quel Who Signore of che ha you want the per voi? best of what God has for you? Non puoi You cannot, mai never fare nessuna decisione make any choice a base based on su paura. fear. Mai. Never. A parte che A part of non puoi neanche piacere al Signore. the fact that you cannot please the Lord. Se io faccio qualcosa al contrario di ciò che la parola mi dice, If I do anything opposite of what the word says, che la parola dice che è la parola della fede. because the word says it is the word of faith. Anche la parola stessa si chiama la parola della fede. Even the word it says is called the word of faith. Romani 10 verso 8, Romans primo 10:8, Timoteo 4 verso 6, 4:6. primo Corinzi capitolo 4 verso 1 13, Corinthians insomma, 4:16. ci sono. La parola della fede significa The quando word of si è faith. predicata ispira in te fede. It means that when it is preached, it inspires you. It gives you faith. When I do something contrary to faith, Quando faccio qualcosa al contrario della fede, I'm about to shock some of you. scioccherò alcuni di voi. Oh boy, I'm about to shock some of you. Scioccherò alcuni di voi. Do you know that when you make decisions based on fear, Sapete che quando fate decisioni basandovi sulla paura, you're automatically automaticamente in sin? sei automaticamente nel peccato. Quando fai decisioni ispirate a base di paura, When you make choices based on sei fear, nel peccato. you are in sin. Molti cristiani non riconoscono che quando noi camminiamo per paura, noi stiamo in quell'istante in peccato. Many Christians do not recognize that when we are operating in fear, we are there and then sinning. Do you realize that when you walk by fear, Ti rendi conto che tu quando vivi in paura, motivated by fear, motivata dalla paura, you become food for Satan. diventi cibo per Satana. And if you walk by fear, E se cammini impaurita, you risk becoming oppressed by demons, spirits of fear. rischi di essere dominato da spiriti di paura. Sapete che i spiriti maligni nei mondi Gi- sono tutti pieni di paura. Do you know that all the evil spirits are full of fear? What does the Bible say, 2 Timothy 1:7?
Cosa dice la Bibbia in 2 Timoteo 1:7? Dio non ci ha dato un spirito di paura. God did not give us a spirit of fear. Do you know that demons are afraid, Sapete che i demoni hanno paura, especially of a man or a woman of faith? specialmente di un uomo o di una donna di fede. I'll say it again. Lo dico di nuovo. Demoni hanno paura Demons are di afraid uomini e donne piene di fede. of women and men full of faith. Quando noi diciamo che io sono una persona di fede, When we say that I'm a person of faith, noi stiamo dicendo al mondo spirituale we are telling the spiritual world che io sono uno con Dio. that I am one with God. Sono in accordo con il soprannaturale. I'm in agreement with the supernatural. Sono in accordo con il cielo. I'm in agreement with the heavenlies. Quando cammini per fede, When you walk by faith, tu diventi you become un portatore a carrier del cielo. of heaven. Tu diventi un portatore You become a carrier della realtà of the reality, the soprannaturale, supernatural reality. anche se non si vede, Even if it's not però seen, esiste. but it exists. E la tua fede And your faith mette che quello che non si vede um, in dimostrazione. put what is unseen it's demonstrated. Your faith makes the invisible manifest. La tua fede fa l'invisibile. Sai che lo la fa tua manifestare. guarigione è qua. You know that Your your healing is here. Your deliverance is here. La tua liberazione è qua. Your prosperity is here. La tua prosperità è qua. Your salvation is here. La tua salvazione è qua. Your joy is here. La tua felicità è qua. Your overcoming your situation is here. But you have to grab it by faith. Superare le tue circostanze è qua e lo devi acchiappare con la fede. I've said this times before, I'll say it again tonight. L'ho detto altre volte e lo dirò anche stasera. Number one, Prima di tutto, there are do not fear statements in the Bible, one for every day. nella Bibbia c'è scritto non aver paura, uno per ogni giorno Second. dell'anno. Secondo, Most of the time, molte delle if not volte, all the time, that Jesus rebuked his disciples was always, why do you not believe? Why did you fear? Why were you afraid? molte delle volte dove Dio riprende i suoi discepoli perché hai avuto paura? Perché non hai creduto? You know, walking by faith Camminare in fede does not mean that you don't feel fear. non vuol dire che non senti paura. Remember that we are 3 in 1. Ricordatevi che noi siamo 3 in 1. Siamo spirito, We are spirit, anima soul e corpo. and body. Nel nostro spirito noi siamo già uniti un solo spirito con Dio. In our spirit, we are already one with Christ. 1 Corinzi 6, 1 Corinthians 17. 17 La nostra anima sta crescendo e maturando ogni giorno. says that our soul is growing daily. E si matura And it quando matures noi decidiamo, when dite we decidiamo. decide, repeat decide, Dice decidiamo, decide, repeat decide, di prendere la parola di Dio, to grab the word of God, le promesse di Dio, the promises of e God, noi agiamo sulla parola. and we act on the word. The moment you act on the word, Il momento che tu agisci sulla parola, you silence fear. tu zittissi la paura, You silence emotions. tu zittisci le emozioni, You silence those voices. tu zittisci tutte quelle voci. Nobody has ever done this before. Nessuno l'ha mai fatto prima. You're going to make a fool of yourself. Ti farai beffe di te stesso. People are going to laugh at you. Le persone rideranno di te. You're going to fail. Tu non riuscirai a fare questo. You're going to look stupid. Sembrerai uno stupido. But the doctor told you this.
Ma il medico mi ha detto di far questo. But remember, your mother had it too. Ma ricordati che tua madre l'aveva Your anche father lei. had it too. Tuo padre lo aveva anche These are lui. Queste sono voices voci that are fighting che stanno combattendo your faith. contro la tua fede. It's very È interesting. molto interessante. One of the most favorite stories in the Bible. Uno delle storie I molto love interessanti talking nella about Bibbia. it. A me piace, amo parlare su I questa can storia. preach whole year just on this one Posso story. predicare un anno intero soltanto su questa storia. Is when the people of God, È quando il popolo del Signore, the people of covenant, il popolo del patto, were being challenged erano sfidati by one man. da un solo uomo. But he was a big man. Ma era un grande uomo. Yeah, but all of those people were afraid of one man. Sì, ma allora tutte quelle persone avevano paura soltanto di un uomo. You know what I'm talking about? Sapete di chi sto parlando? I'm talking about Goliath. I'm talking about Goliath. The people of God, Il popolo di Dio, even though they saw miracles, anche se hanno visto i they saw the miracoli, mighty hand of God, hanno visto la they mano were potente di afraid of Dio, one man. avevano paura soltanto di un Oh, but he uomo. was very tall, pastor. Ah, ma era molto alto, pastore. Listen to this. Why were they Ascoltate afraid? questo. Perché avevano paura? This is amazing. Questa. Why were they afraid? Perché avevano paura? Because every day Perché ogni giorno they followed the post of Goliath. hanno visto i social di Golia. What is Goliath saying? Cosa sta dicendo Golia? What's the update? What did he say today? Cosa ha detto oggi? And then they came to church E poi sono venuti in chiesa and the pastor said, we're going to cut off his head. e il pastore ha detto gli tagliamo But la pastor, testa. he said he's going to kill us. Ma pastore ha detto che lui ci ucciderà. But pastor, he said he's very powerful. Ma pastore ha detto che è molto potente. But he said nobody can defeat him. Ma ha detto che nessuno lo può sconfiggere. Why were they afraid? Perché avevano paura? Because they listened to the voice of the enemy Perché- more than listened to the voice of God. Perché hanno ascoltato la voce del demonio invece della voce del Signore. Isn't that interesting? Non è interessante questa That cosa? even when Adam and Eve fell in paradise, Che anche quando Adamo ed Eva sono caduti in paradiso, what did God say to Adam? cosa ha detto Dio ad Adamo? Adam, Adamo? Adam, Adamo? Eva, Ehi, why are you hiding? perché vi siete nascondendo? We're afraid. Abbiamo paura. We're naked. Siamo nudi. Who told you you're naked? Chi vi ha detto che siete nudi? Whom have you been listening to? Chi stavate ascoltando? The moment you start listening to the enemy, Il momento in cui dai udito, ascolti al nemico, it will handicap your faith. handicapperà la tua fede. Brothers and sisters, Fratelli e sorelle, I've heard so many people in my life. ho sentito molte persone nella mia vita They feel a symptom in their body che sentono un sintomo nel Pain, loro corpo, un disease. malore, and they spend hours studying about that problem. e passano ore studiando quel problema. How people die with it, Come persone muoiono con questo malore, how much suffering they have to go through. quanto farà male, sofferenza passeranno. And then they come to church. Pastor, can you pray for me, please? E poi vengono in chiesa, pastore, puoi pregare per me, per favore? Even pastor prayed for me. I didn't get healed. Anche il pastore ha pregato per me, ma io non sono guarita. How can you get healed? You've been listening to Goliath all day long. Come puoi guarire se tu hai ascoltato Golia tutto il giorno? Where is your faith? Dov'è la tua fede? I tell you where it is. Ti dico io dov'è. That Goliath is going to kill you. Che Golia ti That ucciderà. Goliath is going to finish you. Che Golia ti And nobody has finirà. ever beaten Goliath. E che nessuno ha mai sconfitto So my Golia. prayer over your head will mean zilch. Nada. allora che- Niente. Nulla. Zero. Kaput.
Una preghiera per te non vuol dire nulla. Shane. Non farà nulla. Come aspetti a ricevere il tuo miracolo How can you expect to receive your miracle? quando tu non hai investito tempo a riempirsi con la parola di Dio, meditando la parola di Dio, ascoltando quello che dice il Signore sulla tua situazione, così tu riempi con fede per posizionarti e posizionarsi per ricevere il tuo miracolo. How can you receive your healing when you haven't spent time on the Word of God, filling yourself with the Word of God, with His promises, with what He says, to then be able and ready to receive your miracle by faith? There are Christians who have not even been baptized Ci sono cristiani che non sono ancora in battezzati water nell'acqua because they're afraid. perché hanno paura. I wonder. Now I'm going to make some of you nervous. Farò alcuni di voi Can un you po' be scomodi. saved if you're walking by faith, in fear? Potete essere salvati se vivete I'm not camminate going to in say paura. yes or no, only God knows the heart. Non dirò sì o no, soltanto But Dio if the conosce il Bible cuore. says you must believe, Ma se la Bibbia dice che voi dovete credere, what are you believing? cosa state credendo? When I say I believe in Jesus Christ as my Lord and my Savior. Quando dico che io credo in Gesù And Cristo when I'm come Signore e Salvatore truly mio, saved and born again, quando sono veramente I become a salvato, new creature, è nato di nuovo, divento a una new persona nuova, creation. una So creazione the nuova. past experience have passed away. Allora le esperienze passate The sono past andate. traumas have passed away. I traumi But I sono still andati. feel it. Ma lo sento lo stesso. That's why you act on the word of God to silence fear. È per questo che devi agire sulla parola di Dio per zittire la paura. You act on the word of faith so that you stop what the enemy wants to do in your life. Devi agire sulla parola di fede per Ricevere quello che il Signore ha per te. Ascoltatemi. listen to me. Fede è come un magnet, what do you call it? È una calamita. Faith is like a magnet. Fear is also a magnet. La paura è anche essa una calamita. Fear is a magnet. La paura è un magnete, una calamita. This man Quest'uomo who saw the miracle that Jesus did, che ha visto il miracolo che Gesù ha we saw fatto, yesterday as well. abbiamo visto ieri The pure man who went to Jesus che l'uomo che è and andato a asked him, Gesù help my unbelief. e gli ha chiesto di aiutare la sua What mancanza di did fede. Jesus say? Cosa ha detto Number Gesù? one, he didn't give him any more faith. Prima di tutto non gli ha dato più fede, But the moment he acted upon what Jesus said, ma al momento in cui lui ha He saw agito his sulla miracle. parola di Dio, ha visto il suo miracolo. listen, Ascoltate, you may feel fear potete sentire la paura because you're human, perché siete umani, but you're not just human. però non siete soltanto umani. We are supernatural beings. Noi siamo esseri soprannaturali. When I act by faith, Quando io agisco con la it fede, doesn't mean I don't feel afraid. non vuol dire che io non sento la paura. You still do what God said. Tu devi fare lo stesso cosa che Even dice if di you fare Dio, feel afraid, anche se senti paura. so do it afraid. Allora fallo impaurito. And as you do it, E you quando lo overcome fai, fear. eh, Don't wait until fear leaves you. superi la paura. Non aspetta finché la paura ti lascia. No, farla, agisci con il sentimento, sentirsi con paura, un pauroso, però appena che tu agisci sulla parola, distruggi ogni sentimento di paura perché stai agendo sulla parola di Dio e questo è fede. Il Signore non ha mai promesso che tu non sentirai qualcosa. God has never promised that you won't Lui feel non anything. sta guardando il tuo sentimento, He's not looking at lui your sta feelings. guardando su ciò che tu agirai, God is looking towards what you're going to do, how you're going to act. what you're going to act upon. That's why we do things, I do things many times, È per questo che noi facciamo molte cose. feeling Anch'io the faccio opposite of what I do. molte cose sentendo l'opposto di ciò che io faccio. We live in an upside down kingdom, Viviamo in un mondo sottosopra, in un regno. un regno Un regno sottosopra. sottosopra.
Perché noi siamo abituati a vivere sotto. E Because il Signore ci ha resi sopra. because Soprannaturali. Sopra il naturale. we are used to living under, but God has taken us above, so we live a supernatural life. I think. Però vivendo soprannaturale Living supernaturally, è una decisione. it's a decision. Appena che tu scopri quello che il Signore ti ha promesso, As soon as you discover what God has sia promised sulle you, malattie, whether on sulla sicknesses, paura, on fear, sulle maledizioni, on curses, appena che tu agisci, as soon as you act, tu stai camminando you are walking per fede. in faith. Amen. Amen. Alleluia. Ascoltate bene questi. Listen to this carefully. Anzi, andiamo in Giosuè, Actually, let's go to Joshua, quella bella scrittura. that beautiful scripture. Giosuè. Joshua. Alleluia. Joshua, our beloved brother Joshua. Hallelujah. Joshua, chapter 1. Look at this beautiful scripture. Guardate questa scrittura bellissima. Joshua, chapter 1, verse 9. Giosuè, capitolo 1, verso 9. Grazie a Dio per questa scrittura qua perché tante volte mi ha aiutato e incoraggiato. Thank God for the scriptures because many times it has helped me and encouraged me. Non te l'ho io comandato, Have I not commanded you? sii forte Be strong e coraggioso. and courageous. Non ti spaventare Do not be afraid. e non ti sgomentare, Do not be discouraged. perché il Signore, il tuo Dio, sarà con te dovunque tu andrai. For the Lord your God will be with you wherever you go. Non aver paura, Do not be afraid perché il Signore è con te. because the Lord is with you. E tu vedrai le promesse del Signore And you will see the promises of God appena decidi as soon as you decide di andare. to go. Se rimani, If you stay, significa it means che stai credendo più il rapporto opposto che ti sta dando paura, that più che di quello che il Signore ti ha detto. if More so if you remain, because he said, as you go, I will give you courage. I will be with you. You won't have to be afraid. But if you stay, that means if you don't act upon what God is saying, se non agisci su quello che Dio ti dice, cosa accadrà? yes, many people don't make the right decisions because they're afraid. Molte persone non prendono le decisioni giuste perché hanno paura. I don't blame you. Non vi We biasimo. humans are subject to fear all the time. Noi umani abbiamo paura molte delle volte. We're afraid to be hurt again. Abbiamo paura di essere feriti How di many of you nuovo. are afraid to be hurt again? Quanti di voi hanno paura di essere feriti You're di afraid to nuovo? trust again. Avete paura di fidarvi di nuovo? Exactly. You're afraid. Avete For paura? example, you've had a bad experience with water. Ad esempio, avete avuto un'esperienza brutta How con many people, l'acqua? the moment they see a dog, they're afraid? Quante persone quando vedono un cane hanno paura? I hope you don't. You're not afraid of hot dogs as well, Spero che non avete paura degli hot dog pure. because you see the word dog. Ah! Perché vedi la parola dog e allora hai paura. Perché Cane. hot dog. Hot dog è dire che... No, come si traduce in italiano? Hot Hot dog. dog. Hot dog. Perché dog significa cane. Un cane caldo. Non lo so. Hot dog. Hallelujah. Anyway, thank you, Jesus. If it was not a dog, it may have been a female dog. I'm not going to tell you that one in English, though. Ha detto che... Insomma, non lo dico. prendetela per la lingua, interpretazione. Alleluia. Ok, alleluia. Ascoltate bene prima che noi preghiamo insieme. Hear Dai. well before we pray together. Alleluia. Fear La paura blinds you. ti acceca.
Fear La paura binds you. ti incatena. Fear La paura makes you irrational. ti fa irrazionale. Fear La paura will not allow you Non ti to la- see clear. non ti lascerà vedere chiaramente. I like this, isn't it? Fear will not allow you to see clear. La fede non ti lascerà vedere in modo chiaro, chiaramente. In inglese In c'è English un acronym, c'è una- c'è una rima. La parola fear, F-E-A-R, In English, it's saying in inglese, that, in in italiano non fa lo stesso senso, però in English we say this: fear, false evidence appearing real, Allora- but it's not real. But because you're afraid, you think it is. Allora, in inglese, fear, paura, vuol dire che How many falsa evidenza che appare reale, Amen. però non è reale. How many of you people have said this, have said something bad and nasty to you? Quanti di voi avete avuto persone che vi hanno detto You're qualcosa gonna brutte? fail. You're not tu gonna make fallirai, it. non You're ce la gonna go. farai. You're gonna be sick. You're never Sarai gonna be healed malato. from that thing. Non guarirà mai da questo. Those are all words that inspire fear. Queste sono tutte parole che ispirano paura. You're gonna go down. Andrai giù. This is the end of you. Questa è la fine di te. Those are all words from hell. Quest- And sometimes they come out of so-called Christians. Queste sono parole dall'inferno e vengono fuori da cristiani, sfortunatamente. And I say this to Christians now listening. E io dico questo ai cristiani che stanno ascoltando. Be careful because you're going to have to give an account for those words on the day of judgment. Fate attenzione perché dovete dare un rendiconto al Signore di ogni parola che avete detto Al giorno del giudizio. in Judgment Day. Così dice la parola in Matteo 12 da 32 fino a 35. This is what the Word of God says. Okay? So fear Allora, will not allow you to see clear. la paura non vi lascerà vedere chiaramente. Fear La paura will change your perception. cambierà la tua percezione. Fear La paura, will move you to take wrong actions. la paura vi farà prendere decisioni sbagliate. The example I just used in COVID, during COVID. L'esempio che ho appena usato sul Covid, People today le persone that are oggi suffering consequences not of the COVID vaccine, they're suffering consequences of their fear. le persone oggi stanno soffrendo le conseguenze non del Covid, ma delle loro And there are paure. many other situations similar to that. E ci sono altre circostanze simili a queste. Because some have been handicapped. Their health had become handicapped. Perché Some have died, alcuni including di Christians. loro, la loro salute è andata giù. Do you understand? Some fear will make you take wrong conclusions. Ad alcuni la paura vi farà pensare male delle cose. Ti farà prendere conclusioni sbagliate. Fear freezes you. La paura ti blocca. How many people they wish to do something in their life, but they won't do it because they're afraid? Quante persone vogliono fare cose nella loro vita ma non la fanno perché hanno paura che li blocca. Take this very seriously. If you walk in fear, you're going to become a magnet of demons and they will become, and you will end up with a stronghold of a demon of fear now. Allora, se Ok, allora state attenti perché se tu cammini per paura, la tua paura diventa come una calamita per i demoni che vengono ad oppressarti adesso con un demone di paura. Spiriti di paura, ok? Fear will kill your hope. la paura Uccide la sua uccide speranza. speranza. Fear La paura will kill your dreams. ucciderà i tuoi sogni. Fear La paura will kill your potential. ucciderà il tuo potenziale. And be careful of this one. E fate attenzione a questa. Fear will take you to the grave sooner. E la paura vi manderà, vi ucciderà prima del tempo. Do you know Elijah? Conoscete Elia?
a mighty man of God, un uomo potente del Signore, mightily used by powers like no other prophet have ever seen before or after him. usato in un modo molto potente, Moses would be a good competition. più di altri. Mosè potrebbe essere un suo competitore. Do you know that he actually did not fulfill God's perfect plan to the end? Sapete che lui non ha Non ha adempito il piano di Dio in completezza perché aveva paura di una donna. Non aveva paura di più di 800 profeti falsi, He wasn't afraid of more than 800 però prophets, fake correva prophets, da una donna, but he ran away from one woman, Jezebel. Jezebel. Jezebel ancora nella chiesa. Jezebel is still in the visita church nella chiesa, and visita la chiesa. visits the church. E Jezebel ispira in te paura. And Jezebel evokes fear in you. È un spirito. It's a spirit, Però se tu cammini but if you in walk paura, in fear, attirerai questo spirito. you will attract the spirit. Io ho schiacciato via demoni di Jezebel, che ovviamente non sono solamente nelle donne, si può anche entrare nei uomini. I have cast out spirits of Jezebel, not only from women, but even from men. Sometimes the spirit of Jezebel enters through trauma. Alcune delle volte lo spirito di Jezebel entra da traumi, Perché opera con la paura. because it operates in fear. Do you understand? Avete capito? In Matthew In chapter Matteo, 14, capitolo 14, when Jesus was seen walking on water, quando hanno visto Gesù camminare sull'acqua, and also we have the story e anche abbiamo la storia in Mark in Marco, chapter 4, capitolo 4, where Jesus was on the boat with the dove apostles. Gesù era I sulla wanna finish barca here. con i discepoli. E voglio finire così. I want to say something to Christians. Listen to this. Voglio dire una cosa ai cristiani, ascoltate bene. Many Christians, now I've been a Christian for 30 years. Molti cristiani, io sono un cristiano da circa 30 anni. Sono nel ministero di circa 28 anni I've been in a ministry for e around 28 facendo il years, lavoro pastorale per quasi 20 anni. doing pastoral work for almost 20 years. Ho sentito molti cristiani che credono I have heard many Christians who believe se tu stai passando delle sfide nella tua vita, that if you're going through challenges in your life, significa può darsi che tu hai lasciato il Signore o il Signore ha lasciato it te. means that maybe you left God or God has left you. La verità è l'opposto, The truth is the opposite. perché Because the storms, le tempeste they will come against you verranno contro di te when Jesus is in your boat. quando Gesù è nella tua barca. Those Christians who may feel condemned Tutti quei cristiani che forse si sentono condannati, and they may think, forse but Lord, pensano, why am I going through all of this? What have I done wrong? ma Signore, perché sto passando in questa tempesta? Cosa ho fatto di male? You have done nothing wrong. Non hai fatto nulla di Now, I'm not male. saying that we don't do things wrong because Non- we make mistakes too. Non sto dicendo che non facciamo nulla di male, perché tutti But it's fanno degli not, errori. you don't go through difficult times Ma non passi in... because you may have done wrong. Ma non hai difficoltà perché hai fatto qualcosa di male. Just because you may go through a season where fear is coming against you, Soltanto perché stai passando una stagione it's dove la not paura ti because viene contro. necessarily Non è you've done something wrong. necessariamente perché hai fatto qualcosa di male. It's not in the Bible. Problems don't automatically equals Jesus left you or you left God. Nella Bibbia i problemi non equivale a Gesù che ti ha lasciato. Okay, no, it's not automatic in the Bible. Non è automatica nella Bibbia. Actually, sometimes it's the opposite, the truth. Invece alcune volte è l'opposto. Why do you think David in the Psalms he says, Lord, why do the wicked prosper and I'm serving you? Look what I'm going through. Perché nella Bibbia David dice: ma perché tutte queste persone che fanno del male stanno prosperando e io no? Guarda me. This is not to give you an opportunity to go and mess up so that you will have more. Questa non sto dicendo questo per darvi un'opportunità di sbagliare, no. Okay? All I'm saying is this. Tutto quello che sto dicendo è questo.
You have a storm that has come against you, Hai una tempesta che ti è venuta contro. against your health, Contro la against tua your family. salute, la tua famiglia, against your marriage, contro il tuo Against your matrimonio, children. i tuoi figli, against your company, contro against your la tua job, azienda, il against lavoro, your dreams. contro i tuoi sogni. And you think, maybe I've done pensi- something wrong. Forse ho fatto qualcosa di male. Maybe Jesus, you left me. Forse Gesù mi ha lasciato. No, No, maybe it's quite the opposite. forse è l'opposto. Maybe it's because Jesus is in your boat. Forse è perché Gesù è nella tua barca. So if he's in my boat, then why am I facing all of this? Allora sei nella mia barca, perché sto passando tutto questo? Because you're getting close Perché stai arrivando, sei vicino. to get the rings. You're getting closer Ti stai avvicinando to your mighty, glorious destiny and purpose of God. al tuo destino glorioso And the enemy is throwing his Proprio. best attacks e il demonio ti sta lanciando tutti gli attacchi, i suoi migliori attacchi, to put fear upon you. per metterti paura, Maybe to jump the boat. forse per saltare dalla barca. Jesus, please do something. Don't you get? I am drowning. Gesù, ma no, a te non importa, guardami, sto naufragando. Why are you afraid? Perché hai paura? Why do you think I'm afraid? Ma Hello? ma perché pensi che io abbia paura? We're getting wet. Hello, can't you tell? Non puoi dire. We're already swimming in this boat. Hello, Jesus. Stiamo già nuotando in questa barca. Gesù, Do I have to tell you? ti devo dire perché. What's wrong with you guys? Cosa c'è di Can you male in imagine voi? Jesus in this storm? Potete immaginare And Gesù they're in all questa afraid. tempesta? E hanno tutti It's like, paura. is anything wrong, guys? Ma c'è qualcosa che non va? I'll tell you, I don't know exactly how. Let me just be a bit imaginative, okay? Lasciatemi immaginare un po'. I bet Jesus, like maybe after they woke him up from his sweet sleep, Immagino Gesù che l'hanno fatto alzare dal suo sogno, dal suo sonno, dal suo sonno, he looked at them. li ha guardati. They're all nervous, eh, throwing sono water tutti outside of the boat. Sono tutti ansiosi, buttando acqua fuori dalla barca. And he said, guys, E gli ha detto, ma what's up, Mo? What's che up, boys? c'è? Che c'è? Jesus, Gesù, don't you care? ma a te non importa. We're drowning. We're sinking. Stiamo naufragando. Why are you afraid? Ma perché avete paura? Why did you fear? Perché avete paura? Have I not told you Io non vi ho detto that wherever you go, I'll go with you? che dovunque andrete io verrò con voi. Haven't I not told you to be courageous and do not be afraid? Non vi ho detto di essere coraggiosi e di non avere paura. Haven't I told you that no matter what comes against you, I will be with you? Non vi ho detto che nonostante tutto ciò che vi viene contro, io starò con voi. Haven't I not told you that if I'm with you, nothing can succeed against you? Non vi ho detto che se io sono con voi, nulla può Aver successo contro di te? accadere. And then Jesus says, E poi Gesù dice, peace! pace, One word from Jesus. una parola da Gesù. That's all you need. È solo quello che hai bisogno. Today, let the peace of God enter your heart. Oggi lascia che la pace del Signore And entri nel all vostro the cuore. demons of fear that has come against you. E tutti i demoni di paura che vi sono venuti contro, Intimidation. intimidazione, Thinking that you're going to go down. pensando che voi andrete giù. If Jesus is in your boat, Se Gesù è nella vostra you barca, can never go down. non potete mai affondare. And if by any chance your boat sinks a little bit, E se forse la vostra barca affonda un don't po', worry about it. non vi preoccupate. Jesus will turn it into a submarine. Gesù lo cambierà in un sottomarino. And you will come out on the surface E poi a verrai mighty sopra. vessel of war. E poi tu uscirai come un vessile glorioso di battaglia. Amen. Amen. But only one thing. Ma soltanto una cosa, Do not be afraid. non aver paura. Only believe. Soltanto credi Believe soltanto. things are going to be okay.
credi che tutto andrà bene. God has seen worse than this. Dio ha visto cose peggiori di questo. God is only allowing this to happen Dio sta lasciando soltanto che questo accada to make you a mighty testimony per farti una of His testimonianza goodness grandiosa della sua in this bontà world. in questo mondo. because He has sworn, and Perché today Lui we ha declare promesso it, e oggi lo that no dichiariamo weapon che nessuna that is arma formed against you, che è forgiata contro di te, though it will be formed against anche you, se è forgiata will contro not di te, succeed. però non avrà In mai the mighty name of successo. Jesus. Nel nome di Gesù Cristo. I am not going down, Io non andrò giù, I'm going up. io andrò su. I'm the head Io sono and la I'm not the testa tail. e non la I'm coda. blessed going out Io sono and I'm blessed benedetto going uscendo in. e entrando. No matter what the devil brings against me, E tutto ciò- I overcome tutto ciò che by my Satana faith porta- that overcomes the world. porta contro di me, In Jesus' io mighty ne name. uscirò vincitore nel nome di Gesù Cristo. Hallelujah! Gloria a te, Gloria a te, Signore. Signore. Alziamoci. Glory to you, Lord. Alziamoci, let's all stand. Let's all stand. Hallelujah. Ricordati, Remember, Gesù è nella tua barca. Jesus is in your boat. Non puoi andare giù, You cannot go down. puoi andare solamente più su. You can only go up. Il proposito di Dio The purpose sarà of esaurito God will be fulfilled nella tua vita. in your life. Alleluia. Hallelujah. Qualcuno mi può dire, Can someone avevo tell bisogno me di sentire questo messaggio. that I needed to hear this Hallelujah. message? Hallelujah. Oggi, Today, chi di voi who of you prenderai questo passo will take this step e fai questa decisione and take this decision una volta per sempre? once and for all? Da oggi in poi From now onwards, io non farò nulla, I will not do anything. non prenderò nessuna I will decisione not take any decision, make any decision. se non per fede. If not by faith, In paura in fear, non farò mai niente, mai più. I will never do anything in fear, never again. Ogni cosa che io farò, Everything that I do, ogni posto che io mi andrò, every place that I go, ogni cosa che io dichiarerò, everything that I will declare, lo farò I will do it solamente only per fede. by faith, Perché la mia fede because my faith in Cristo in Christ domina dominates questo mondo, this world. domina It dominates ogni schema del diavolo. every scheme of the enemy. Anche se mi sento, Even if I feel, se sento paura, even if I feel però afraid, non cammino e non agisco sulla paura. but I will not walk and act upon fear. Agisco solamente per fede. I will act only on faith Nel nome di Gesù. in Jesus' name. Così vedrò la mia vittoria. So I will see my E le victory, promesse del Signore and the promises of God saranno fatte, will be esaurite fulfilled nella mia vita. in my life. Per questo io porterò gloria al And this Signore. is why I'll bring glory to the Lord. Amen. 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 Nel nome di Gesù. In Jesus' name. Alleluia. Hallelujah. Alzate la mano. Lift up your hands. Alleluia. Hallelujah. Pregate nelle lingue. Pray in tongues. Rabasikatalabababrokoto robo shalamandara. Rokayala nemenio sota. I will not be afraid. Io non avrò paura. I will look to Jesus. Io guarderò verso Gesù. I will walk on water. Io camminerò sull'acqua. I will see the impossible. Io vedrò l'impossibile. I will see miracles in my life. Io vedrò dei miracoli nella mia I vita. will see the supernatural in my life. Io vedrò il soprannaturale nella mia I am a vita. child of God. Io sono un figlio di Dio. I am free from fear. Io sono libero dalla paura. I reject fear. Io rigetto la paura. I renounce the spirit of Io fear. rinuncio allo spirito di paura. I am a man of faith. Io sono un uomo, una donna di fede. I am a man of God. Sono un uomo, una donna di Dio. God is with me. Dio con me. God is for me. Dio per me. And I thank you, E Lord, ti ringrazio, that Signore, greater is He che più grande è quello in me than He that lives in the world. di quello che vive nel mondo. I'm a child of God. Sono un figlio di Dio. I walk by faith. Io cammino con la I walk fede. in victory. Io cammino nella My vittoria. faith
La mia fede will bring me the victory. mi porterà alla In vittoria. Christ Jesus. In Cristo Gesù. I rebuke fear, Io scaccio la and fear paura has no power over e me. la paura non ha nessuna autorità su di me. Lord Jesus, Dio Gesù, forgive me perdonami when I made decisions quando ho fatto delle decisioni based on fear. basate sulla paura. Today I know Oggi io so that Jesus is in my boat che Gesù è nella mia barca and everything is going to be e okay. che tutto andrà bene. Even when sometimes things look like they're going down. Anche se forse le cose sembrano che But stiano the truth is that affondando, God is setting me up ma la verità è che Dio because I'm getting closer. mi sta alzando perché sono vicino, Hallelujah. Sto avvicinando mi sto avvicinando. a vedere, hallelujah, le mie I'm promesse. closer to see my promises. Sto avvicinando, closer. sto vicino I'm close a sperimentare to experiment la potenza del Signore the nella mia vita. the power of the Lord in my E life. non lascerò più And I will never il diavolo let the devil a mettere sulla mia vita put on my della life paura. fear. Cammino per fede. I walk by Io faith. vincerò per fede. I win by faith. Io piacerò al mio Padre nel cielo per I fede. will please my Father in heaven Sono by una faith. persona di fede. I'm a person of Nel faith. nome di Gesù, In Jesus' name, ogni spirito di paura every spirit of fear, vai via dalla mia vita. leave my life now in Esci Jesus' dalla mia name. vita. Leave my life. Esci dal mio cervello. Leave from my head. Esci dai miei pensieri. Leave my thoughts. Nel nome di Gesù, In Jesus' name, io dedico, I dedicate, io mi I consagro consecrate la myself, mia anima, my soul, il mio corpo my body a te Gesù. to you, Lord Jesus. Io consagro I consecrate la mia anima, my soul, il mio cervello, my thoughts la mia my mente a te Gesù. to you, Lord Jesus. Nel nome di Gesù, In Jesus' name, io schiaccio ogni sentimento di paura. I remove every I thought break of fear. every sense of fear from my life, dalla mia vita. Nel nome di Gesù. In Jesus' name, Nel nome di in Gesù. Jesus' name. Rimanete con le mani Remain alzate. with your hands lifted high. Alleluia. Roca sata. Roca bababa sapra boku suta lamanda. Lord, you have Signore, not given us a spirit of fear. non ci hai dato uno spirito di paura. I will not walk by fear. Io non camminerò I will con do la nothing paura. by fear. Non farò nulla con la I paura. fear no devil Non ho paura I di fear nessun no diavolo. man. Non ho paura di nessun because uomo. God is with me. Perché Dio è con me. God is on my side. Dio è dalla mia parte. Hallelujah. Alleluia. My faith La mia fede does not overcome little problems, non supera soltanto But my piccoli faith problemi, ma la mia fede overcomes the whole world. supera tutto il mondo. This is your word, Lord. Questa è la tua parola, Signore. When things look impossible, Quando tutto sembra impossibile, I will remember io mi ricorderò it's an opportunity che è un'opportunità for God to be proven right once again. per Dio di essere For the provato, promises of God to be proven right per le again. promesse del In the Signore name of di Jesus. dimostrarsi vere. So I ask Nel you to nome di forgive me, Gesù. Lord, Allora ti chiedo di perdonarmi, for every Signore, time per ogni volta I've made ho decisions fatto delle decisioni motivated by fear. motivate dalla paura. I will not be afraid Io non avrò paura to face my brother or my sister. di affacciare il mio fratello o sorella. I will not be afraid Non avrò paura to say no per to dire no evil. al I will not male. be afraid to say no to wrong. Io to non avrò corruption. paura di dire no alla I will not be corruzione. afraid Io non to avrò say no to paura injustice. a dire di no I will all'ingiustizia. not be afraid Io non avrò paura to lose friends di perdere for amici righteousness. per la giustizia. In Jesus' name. Nel nome di Gesù Cristo. Lord, Signore, you said in your word tu hai detto nella tua parola that you are not pleased che a te non in piace. those who walk by fear. Non piacciono coloro che camminano in And those who paura. walk by fear, Quelli che camminano in in paura, your eyes, they're called cowards. nei tuoi occhi sono chiamati cowards codardi. E codardi Don't have a good end. non finiscono bene. The Bible says Questo è quello che dice la Bibbia. their part shall be in the lake of fire. Che loro andranno Now that's a very nel scary lago statement. della paura. Questa è That's una what the cosa Bible che fa says in paura. Proverbs in Revelations 21:8. Questo è quello che dice nell'Apocalisse. That
21. And even in the book of Revelations chapter 8 verse Anche nel libro anyway, dell'Apocalisse, it's what- that capitolo those 8. who are afraid and walk by fear, Quelli che hanno paura e camminano cowards, con they're paura, called cowards. God calls codardi. them cowards. Dio li chiama codardi. Codardi? Codardi. La loro parte è nel lago di fuoco. Their place is in the lake of Non fire. è una bella notizia questa. It's not a good news. Rendetela facile per Make it capirla. easy to understand. Se noi possiamo solamente piacere Dio per fede, If we can only please God by faith, ogni cosa non a posto anything that is non è opposite fede. is not Non faith. puoi piacere Dio. You cannot please God. If the Bible says very clearly that you can only please God by faith, La Bibbia dice che tu then puoi soltanto anything piacere al that's Signore con la opposite to fede. faith, Allora ciò you che è can't opposto please alla God in fede, it. non puoi piacere al Signore. And I don't know if you can go to heaven not pleasing God. E io non so se puoi andare in paradiso non piacendo al Signore. Fear La is not my paura portion. non è la mia porzione. Say this. Ripetete questo. If God is here, Se Dio è qua, fear is not here. la paura non è qua. There is no fear Non c'è paura here. qua. There is no fear Non c'è paura here. qua. In Jesus' Nel name. nome di Gesù. Amen, 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 amen. Amen. Hallelujah. Glory, 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 glory. Now, if there's somebody Se c'è qualcuno that you have suffered che tu hai sofferto with fear, con la paura, maybe you've been tormented with fear. forse sei stato tormentato dalla paura. Venite qua fuori. Venite qua. Come here in front. Qualche volta Sometimes cristiani hanno paura perché Christians are afraid malattie because li attaccano. sicknesses touch them. Non puoi camminare per paura You cannot walk perché by hai faith. By affacciato fear. qualche malattia. You cannot walk by fear only because you are facing a sickness. Walk by faith. Cammina con la Do fede. not be afraid, says the Lord, but Non only avere believe. paura, dice il Signore, ma credi soltanto. Only believe. Credi soltanto. Amen. Amen? Only believe. Credi soltanto. Don't let fear Non lasciare che la have any paura part of you. che abbia alcuna parte di te. Alzate le mani. Lift up your hands. Now, if you know there is something in your life, Se sapete che c'è qualcuno nella vostra vita, qualcosa nella tua vita qualcosa It's nella okay. tua vita. che devi lasciare andare, If there's anything in your life that you need to let go fallo of, adesso. do it now. Listen, there's someone here afraid C'è qualcuno qua che ha paura that you're gonna lose something precious to you. che perderai qualcosa veramente molto preziosa per te. Qualcuno ha paura qua Someone is afraid over here. che hai paura che stai per perdere qualcosa preziosa nella tua You're vita. afraid that you're going to lose something very precious in your life. Non puoi You cannot. lasciare la paura determinare la tua vita. You cannot let fear determine your life. Prendi questa decisione oggi. Make this choice today. Da oggi in poi From now onwards, non farò niente I will not do anything con paura. with fear. Niente. Nothing. Assolutamente niente. Absolutely nothing. Amen. Amen? Thank you, Jesus. Grazie Signore. Grazie Gesù. I know sometimes people are afraid of rejection as well. So che a volte le persone hanno paura di essere rigettate, rifiutate. Many suffer with this type of fear. Many hanno paura, Fear of rejection. hanno questo tipo di paura di essere rigettati. Hallelujah. Number one, Primo, important that you understand è importante that che God voi will never capiate reject you. che Gesù non vi rigetterà mai. Mai. L'importante è di non essere mai rigettato dal Signore e Lui non ti rigetta mai. The most important thing is that you're never rejected by God and He never rejects you. And if somebody rejected you, E se qualcuno vi ha rigettato, then they don't deserve you. allora non vi meritano. You love them, Li amate, you bless them. li benedite. If there's a chance to make things right, do it. Se forse c'è un modo dove come Just fare make le sure cose you per don't bene, reject fatelo.
Però voi non li because rigettate. Jesus does not reject anyone. Perché Gesù non rigetta But if they, nessuno. many reject Jesus, Ma molti hanno rigettato il Signore, Gesù. but they can turn to Jesus anytime. Però possono andare dal Signore ogni volta che vogliono. But many have rejected Jesus. Ma molti hanno rigettato So Gesù. many may reject you, Allora molti potrebbero but there will be rigettarti. some of them Però ci saranno degli whose alcuni eyes may be opened che their hanno gli hearts occhi may be aperti softened. e i loro cuori sono and teneri they will want to make things right. e forse vogliono fare le cose per bene. Don't reject them. Non rigettateli. Just like Jesus Come Gesù. accepts you, never rejects you. Ti accetta, non ti rigetta mai. But if they reject you, you cannot make it happen. Però se voi loro vi rigettano non Okay? potete That's why the fare, Bible says, as accessare far le as it cose. depends upon you, just live in peace. Quello Amen. che voi dovete vivere in Affinché pace. dipende su di te, tu vivi sempre in pace. Se qualcuno rigetta te, però tu non rigetta loro. If somebody rejects you, you don't reject Come them. Gesù. Like Jesus. Gesù non ti rigetta mai, però noi possiamo rigettare il Signore se vogliamo. Ovviamente non sarà molto furbo se noi rigettiamo il Signore, perché l'alternativa non è molto bella. If people reject you, you don't reject Jesus. It's not wise to do it. Of course. But I know there are people who are afraid of rejection. So che ci sono alcuni che hanno Don't. paura del rigetto, non avete paura. You understand that you have worth before God. Voi dovete sapere che siete importanti, You avete love valore di before God. fronte al Signore, siete You are amati, precious and valuable. siete preziosi e avete valore di fronte al Amen. Signore. Amen. Hallelujah. But be like Jesus. Però siate come Gesù. Hallelujah. Amen. Jesus never rejects anyone, but he's Gesù been rejected by many. non rigetta nessuno, però è stato rigettato da molti. Hallelujah. Amen. Alleluia. Alzate le mani. Lift up your hands. Say this prayer with me. Ripetete questa preghiera dietro di me. Signore, Father, Gesù, Jesus, tu sei il mio Signore. you are my Lord. Un'altra volta Another io time. rigetto e rinego I renounce and reject ogni forma di paura every form of fear nella mia vita. in my life. Da oggi in poi non camminerò più, From now onwards, I will not walk non farò nessuna decisione and I will make no decision ispirata per paura. inspired by fear. Io sono una persona di fede. I am a person of faith. Dio è con me. God is with me. Anche se sbaglio, Even if I make il mistakes, Signore mi perdona. the Lord will forgive me. Signore, perdonami Lord, forgive me. per ogni cosa che io e ogni situazione che ho fatto male di fronte al For Signore, everything that I did wrong in front ogni of the peccato Lord, che io ho fatto, every sin I made, specialmente dove io ho camminato per paura. especially where I walked by fear. Da oggi in poi From now onwards, io faccio questa I decisione make this decision che camminerò per fede that I will walk by faith nel nome di Gesù. in Jesus' name. E ogni spirito di And paura every spirit of fear, ti sgrido via I e command ti you to comando leave. di lasciare la mia vita, I command you to leave e la my mia life famiglia, and my family i miei pensieri and my nel thoughts nome di Gesù. in Jesus' name. Spirito Santo, Holy Spirit, ricevo I receive il tuo fuoco your fire adesso. now. Nel nome di Gesù In the name of io Jesus, conto su di 3 I count e to rilascio il fuoco dello three, Spirito and I Santo su di release voi. the fire of the Holy Spirit Hallelujah. upon you. Alleluia, rabassikata. 1, 1, 2, 2, 3. 3. Fuoco! Fire! Fuoco nel nome di Gesù. Fire Intercessors in behind Jesus' them. name. Fuoco nel nome di Gesù. Fire in Jesus' name. In Jesus. Fuoco! Fire. Fuoco! Brassica! Fuoco nel nome di Gesù. Fuoco! Fuoco! Ushers behind, please. And helpers, please. Sobrakata la barabakatasa. Fuoco! In Jesus' name. Fire! Fire! Fire in Jesus' name. Jesus! Fuoco! Nel nome di Gesù. Fuoco! Sorabababakata. Rane makasa. Fuoco! In Jesus' name. Fuoco! Fuoco! Nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù. Jesus' name. Ok. Fire. Fuoco! Nel nome intercessors come around. Fire. Fuoco! In Jesus. Fuoco! Fuoco! Sobrakata. In the name of Jesus. In the name of Jesus. I expose your spono.
Ogni spirito maligno, rakata, behind her, and pray in the Holy Ghost. Narakata lamina kata. Vieni qua, non puoi lasciare. Vieni qua. YouTube.